Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Oggi è venerdì, è la giornata che noi dedichiamo interamente alla cultura. Oggi non c'è Trieste d'Arte. Nella seconda parte avremo con noi Rossana Pagliaga e Laura Antonaz che ci parleranno di una rassegna concertistica che ha a che fare con i cori. Nella prima parte siamo in compagnia di Andreas Fetez, musicista, e di Giorgio Micheli, scrittore, con i quali parliamo di uno spettacolo che si intitola Julius Kughi, il romantico alpinista, e che verrà rappresentato domenica pomeriggio alle 17:30 nella Sala Luttazzi del Magazzino 26. Prima di parlare dello spettacolo, chiedo scusa, giusto prendo un minuto perché ho scordato di farlo nei giorni scorsi e mi dispiace. Volevo soltanto ricordare la figura e c'entra anche con la musica fra l'altro, la figura di Giorgio Zanfagnini, che è stato anche assessore comunale ancora con la Giunta Illy, ma che è stato anche sovrintendente del Teatro Verdi ed era una persona estremamente gentile, una persona molto... Era bello polemizzare con lui, perché quando si può polemizzare con una persona intelligente è bello anche fare polemica. Insomma, mi piaceva appunto ricordarlo, perché credo che un po' mi mancherà, insomma. Vabbè, allora, chi mi parla intanto di Kughi? Perché Kughi è uno di quei personaggi che qualcuno potrebbe dire, per certi aspetti, chi meglio di lui, dalla fama carsica, no? C'è un periodo in cui se ne parla parecchio, un periodo in cui se ne parla un pochettino meno. Il vostro spettacolo, fra l'altro, viene dopo un periodo dove di Kughi, per tutta una serie di ragioni, si parlava meno. Sicuramente, parlo io? Vai. Sì. Allora, intanto il 5 febbraio sono stati gli 80 anni dalla morte di Julius Kughi, nato a Gorizia e poi subito portato a Trieste, a Gorizia perché la famiglia si era trasferita a causa di un'epidemia di colera. Poi nato a Gorizia, quindi a Villa Coronini, che ora si chiama Villa Kughi. Subito dopo è rientrato a Trieste, battezzato a Trieste. È stato intanto di nazionalità austro-ungarica, perché ovviamente Trieste, come sappiamo tutti, era sotto il dominio dell'impero austriaco. Comunque un uomo triestino, madre slovena, e tra l'altro il nonno era anche un poeta molto importante, Wessel, e il papà era un carinziano che era venuto a Trieste in cerca di fortuna, e ci è anche riuscito perché appunto aveva messo assieme ad un altro socio un'azienda di import-export di cui dopo collaborerà e lavorerà anche a tempo pieno Julius Kughi. Una figura, allora intanto sicuramente di Kughi possiamo dire che è stato un importante alpinista, soprattutto nei riguardi delle Alpi Giulie. Un innovatore, se vogliamo, scopritore di più di 50 vie, un innovatore perché in un qualche modo non era un tecnicista, ma era, come in effetti anche il titolo dello spettacolo, un alpinista romantico. Vedeva nella montagna una possibilità nel godere della bellezza naturale della montagna e quindi anche poi di meditarci, no? Quando si arrivava alla cima. Quindi non era uno che sfidava la montagna, magari anche a rischio della propria vita, assolutamente. In effetti lui diceva sempre la montagna è fatta per viverla, non per andarci a morire. Ha ricevuto un'educazione, ovviamente era di famiglia borghese, ha ricevuto un'educazione tipica di quei tempi, ha frequentato il liceo tedesco, ed era anche, studiava anche musica e quindi aveva un istitutore che gli ha fatto conoscere, tra l'altro, per la prima volta sulle rive, quando abbiamo le giornate molto limpide, si vedono in lontananza le montagne, e lui chiese al proprio istitutore che montagne fossero quelle, e appunto lui gli rispose sono le Alpi Giulie, no? Lui fu molto colpito da questa risposta
e nel tempo, appunto, quando sarà più grande, poi conoscerà a fondo la bellezza delle arti. Era un intellettuale, adesso per l'amor di Dio si possono fare paragoni, però era un intellettuale, sembra quasi tipo Gillo Dorfles, cioè Sì, un è personaggio stato, che, come dire, spaziava in vari campi. era un intellettuale, era innanzitutto laureato in giurisprudenza Ah, pure, ecco, A questo non è. Vienna, esperto di botanica, un appassionato di botanica e musicista. Ha studiato musica privatamente, è un grande conoscitore comunque della musica, ha frequentato nel periodo viennese i salotti musicali appunto dell'epoca, ha cantato come corista in una rappresentazione di un'opera di Bruckner, diretta da lui stesso, accompagnava i cantanti nei leader come esecutore, organista, non solo pianista, anche organista, grande appassionato di Wagner. E tra l'altro c'è da dire che lui ha finanziato la costruzione di un organo qui a Trieste e nella chiesa cattolica degli Armeni. Tra l'altro, ma sì, si può anche raccontare, insomma, voi sapete benissimo che sono certi termini che danno adito ad equivoci più... Quando l'organo è stato rimesso in funzione, eccetera, insomma, c'erano dei titoli anche abbastanza divertenti. Funziona ancora l'organo di Cugy? Qualcuno ha detto, beh, insomma, si è gridato al miracolo, per dire la verità, ma insomma, insomma, queste cose si possono anche raccontare. Lo spettacolo quindi è uno spettacolo che doverosamente coniuga le varie sfaccettature di Cugy, concentrandosi certamente sulla montagna, ma giocoforza mettendo insieme un po' tutto. Musicalmente come vi siete mossi? Allora, musicalmente abbiamo creato un palinsesto in modo da sorreggere la parte testuale e drammatizzata poi dalla nostra regista, la Michela Cembran, in modo che da formare un filo logico tra la musica che veniva eseguita nel periodo appunto attorno e nella Prima Guerra Mondiale, con gruppi praticamente strumenti a fiato e le famose musicappelle che poi andranno a far parte anche degli stessi eserciti, esercito italiano e esercito austriaco. Quindi una ventina di elementi scelti nell'organico dell'Orchestra Fiati Città di Muggia, di cui sono il direttore principale e il coordinatore musicale, che appunto andranno ad eseguire dei brani che o brani d'ordinanza o brani d'uso che si usavano, diciamo, proporre nel periodo. Si parte da Wien Blei Wien, si arrivano alle marce d'ordinanza appunto dell'esercito austriaco, per finire con un grande inno alla pace, veramente un brano musicale da sentire perché fa venire la pelle d'oca, e delle variazioni sul tema dell'inno nazionale ungherese. Quindi vi siete, come dire, fermati, mettiamola così, a brani o coevi a Cugy o comunque insomma non troppo distanti dal E la particolarità di tutto sta che non solamente suoniamo ma anche canteremo canti di montagna accompagnati da una fisarmonica, ci sarà un piccolo gruppo mandolinistico che eseguirà e lo facciamo come pezzo iniziale la marinaresca, perché dobbiamo sottolineare che Cugy ha vissuto la maggior parte della sua vita, diciamo, tra i monti, le esperienze più belle le ha vissute tra i monti, però non ha voluto mai lasciare la sua Trieste, in cui si godeva nel vedere il tramonto nel Golfo di Trieste con l'abbraccio delle Alpi Giulie, e questo bisogna sottolinearlo, è stato veramente un triestino vero, che rispettava e abbracciava tutte le sfaccettature della vita sociale e politica triestina, un grande uomo. E quindi anche si canta dentro lo spettacolo, e si canta non solo in italiano ma anche in sloveno, quindi sarà data una parte anche importante
a ciò che Kugi traeva dalla cultura popolare slovena, eseguiremo O Triglav Majdon. Sappiamo che il Tricorno, appunto, è stato il monte che ha ispirato Kugi nelle sue fantasie e nelle sue realtà alpinistiche, è stato il suo mentore, lo possiamo dire sicuramente, il re delle Alpi Giulie. E, oltretutto, appunto, finiremo con variazioni sull'inno ungherese, quindi c'è questa copertura veramente italo-austriaca, ungherese, slovena, che abbraccia un po' tutte le sue anime. E mi fa piacere anche ricordare Kugi come uomo europeo, come uomo d'Europa. Allora, il confine, sappiamo che nel Novecento il confine è stato mobile qua nelle nostre zone, no? Io dico sempre che se qualcuno vuole studiare la storia nazionale del Novecento deve venirla a studiare a Trieste e nel suo confine. Si è arrivato in un periodo in cui il confine non c'era o era spostato molto ad ovest, poi il confine sappiamo tra le due guerre dove è stato messo, poi è rientrato di nuovo, cioè, questa mobilità del nostro confine. Però Kugi l'ha vissuto sempre in maniera molto filosofica, molto positiva e umana, non è stato mai feroce, mai assertore di idee nazionalistiche o di comportamenti diciamo arroganti verso le genti che convivevano nella nostra zona. Infatti adesso c'è questo brand Io sono Friuli Venezia Giulia che sta andando molto di moda. Io penso che Kugi lo aveva già pensato oltre 100 anni fa, Io sono Friuli Venezia Giulia, perché veramente un personaggio più friulano, giuliano di lui non ne ho trovati. E ricordo ancora, tra le ascensioni, importante, non ha scalato solamente le Giulie, ma è stato il primo che ha trovato una via normale sulla Cridola, che è il monte sopra Forni di Sopra, quindi frequentava anche le Dolomiti friulane, quindi abbraccia veramente tutta la Senti, invece come procede il testo? Come vi siete mossi? Sì, allora intanto sottolineo che l'idea di tutto lo spettacolo è stata del maestro Andreas Fezes, di cui siamo amici da lunga data, essendo anch'io musicista, ho collaborato con la sua associazione, ho suonato nella sua banda e altre cose. È nato da una sua idea, lui avendo letto il mio precedente libro Freya, che si svolge tra l'altro nella Val Canale e quindi accenno anche alla figura di Kugi, mi ha chiesto, ma guarda, come associazione Serenade Ensemble di Muggia avremmo questa idea di fare uno spettacolo abbinando la musica e un testo teatrale sulla figura di Julius Kugi. Io ho accettato volentieri, diciamo mi sono documentato perché io chiaramente non sono un alpinista, non conosco molto bene in un qualche modo diciamo la materia non è ecco, chiaramente. Sono molto affezionato comunque alla Val Canale perché sin da ragazzino andavo comunque in quei luoghi, mi sono informato, ho studiato, mi ha mandato anche, tra l'altro lui mi ha mandato dei testi molto interessanti fatti anche dal CAI di Trieste sulla figura di Kugi, mi sono comprato anche un libro, La mia vita di Julius Kugi, e da lì, su richiesta tra l'altro sempre di Andrea, ci siamo soffermati su una particolarità che è accaduta durante la Prima Guerra Mondiale. Dobbiamo dire che Kugi a 57 anni, quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, si è reso volontario non come militare ma come esperto di alpinismo, quindi ovviamente alpino referente. Esattamente, come referente alpino, si combatteva anche sui monti ovviamente, quindi lui diede disponibilità a far questo per quello che era la sua patria, insomma, no? l'Austria. E noi abbiamo voluto sottolineare una particolarità. Lui ha fatto le sue ascensioni, diciamo, nelle Alpi Giulie con tantissime guide, tantissimi alpinisti che raggruppavano sia la nazionalità austriaca sia quella slovena che anche quella italiana. Ad esempio
Lui ha scalato con un certo Pesamosca, Osvaldo Pesamosca, che era appunto di Valbruna. Che saliva facilmente. Che saliva facilmente, come appunto con un'altra guida famosissima, Oetzinger, e come anche una guida triestina che lui ha conosciuto quando era ancora giovane, Vladimiro Dugan, grande alpinista triestino, un po' dimenticato come negli anni addietro anche Julius Kughi, ma diciamo che Julius Kughi appunto proprio grazie all'Europa Unita sta emergendo nuovamente come una figura molto importante. C'è da dire che questo Vladimiro Dugan è stato chiamato dallo stesso Kughi a collaborare e a diventare un alpino praticamente delle forze armate austriache. E in questo testo si vuole appunto narrare la sua particolarità e si dice che appunto Dugan era sulla Cengia degli Dei, sullo Jof Huart, vide in lontananza degli alpini italiani e tra questi c'era anche appunto Osvaldo Pesamosca che lui conosceva e che aveva già scalato più volte. Quelle storie storie antiche. Esatto, storie antiche diventate quasi un po' leggenda. E cosa fa ovviamente questo Dugan? Non lo diciamo perché... Non lo diciamo perché il finale non si racconta. Però diciamo è un atto di pace, no? Okay. Non può ovviamente essere di meno, perché gli alpini, indipendentemente di quale paese sono, o appunto anche quando erano purtroppo in guerra, sono tutti fratelli. No? Se posso, come no? Ancora due cose, secondo me sono importanti da riferire su Julius Kughi. Questo della Cengia degli Dei, lui la chiamava la via eterna. Si trattava di un anello che volgeva proprio attorno allo Jof Huart, che è quella cima che sta vicino al montaggio salendo da Valbruna. Lui in realtà la postulava perché vedeva i camosci, vedeva gli animali di montagna che la percorrevano, e lui voleva aprirla questa strada, ma non ci è riuscito in vita sua, non è riuscito a aprirla. Interessante che 20 anni dopo dell'episodio che narriamo, la via eterna è stata aperta da Emilio Comici, quindi abbiamo questa, il cerchio ritorna e si chiude con il nostro Emilio Comici. Parlando invece di Kughi botanico, e questa è stata un'altra delle amarezze della vita di Kughi, perché lui l'ha ricercata veramente con ardore, con sofferenza, e non l'ha mai trovata, è la famosa pianta Scabbiosa 30. È un po' una leggenda, un po' un fiore che sta tra la leggenda e la realtà, perché un fiore è stato catalogato nell'erbario di un francese fine Settecento, Haquet, che poi tramite il Muzio de Tomasini, che è il famoso botanico triestino, che tra l'altro è grande studioso e della flora che sta attorno al nostro Carso e della flora delle isole del Quarnaro, grazie a De Tomasini è stata riproposta a Julius. Julius ne è venuto a conoscenza e ha voluto ricercarla, però in tutta la sua vita non ne ha trovato un esemplare. Quindi l'amaro in bocca gli è rimasto, e non si sa se questo fiore in realtà esista davvero oppure no, non esiste. Si è capito che non esiste, è stato un errore del botanico francese che lo ha scambiato per un altro tipo di scabbiosa. Però pur essendo stata una cosa amara da digerire per Julius Kughi, lui alla fin fine ha detto ma è stata un'avventura che è durata 30 anni. L'idea romantica. Esatto, e mi ha portato comunque ad andare in montagna anche con la scusa di volerla cercare. No, ma poi ecco, conta anche la ricerca, no? Poi anche se poi si trova. No, volevo chiedere solo una cosa che ci abbiamo alla conclusione, una cosa che mi interessa molto quando si tratta per esempio di scegliere delle musiche come avete fatto voi, cioè attingendo dico al repertorio, anche se non è correttissimo. E immagino che c'è anche un grande gioco a scartare, no? Nel senso che chissà quanti brani vi saranno venuti in mente e poi dire questo no, questo no, questo no, questo no. Sì, perché anche la parte musicale deve avere comunque una logica.
seguire un po' il filone drammatizzato è avere una logica, nel senso ci devono essere degli acuti, ci devono essere delle fasi di riposo, dei relax, ci deve essere l'interesse al repertorio comunque tradizionale che doveva essere narrato e cantato, e secondo me ho avuto una grande fortuna a trovarlo, a proporlo. C'è sto grande finale veramente che ti lascia con l'animo aperto alla pace, veramente alla pace tra gli uomini. Ecco, so che sembra un modo di dire trito e ritrito, ma la realtà del finale è così, veramente lascia il segno. Bisognerebbe insistere sempre di più su questi concetti, specialmente in questo periodo. Io poi non riesco a capire, non vedo nessuno che si mette in testa di proporre pace, eccetera. Ma come diceva il barman di Irma la Dolce, questo è un altro discorso. Questo invece è un libro nuovo, sì, nuovo, il mio ultimo libro, sì, che si intitola I 10 comandamenti. Sono racconti, desumo siano 10. Sì, esattamente. E questo è appena, magari più avanti potremo anche eventualmente parlarne, perché volevo anche ricordare che lo spettacolo è già stato presentato dunque avevo preso anche gli appunti, a Muggia, a Tarvisio e a Gorizia. Gorizia andrà in luglio. E Gorizia andrà quindi in luglio. Abbracciamo questa nostra zona di confine. Appunto, anche in quel caso intercettando i passaggi di Cughi. Di Julius. Non so se abbiamo detto, e sarebbe colpa mia non averlo chiesto subito, chi sono le altre persone coinvolte nello spettacolo? Lo dici tu? Bene, sì. allora, Michela Cembran regista, Pierluca Famularo e Riccardo Beltrame, gli altri 2 attori al Leggio, poi c'è l'Orchestra Fiati Città di Muggia, e tecnico luci e audio Edoardo Milani. Così abbiamo anche abbiamo gruppo nominato tutti quanti. Giorgio Micheli l'autore del testo. Col gruppo di Muggia avete altre iniziative in programma? Adesso si ricomincia a lavorare. Sì. Abbiamo un grande progetto che ormai è in fase ultimativa, sempre con la regia di Michela Cembran, su Eddie Cosina. Sì. Ricordando Eddie Cosina però non come fruitore dello Stato italiano ucciso per mano mafiosa, non ricordando il dramma che comunque alla fine verrà in qualche modo alleggerando lo spettacolo, sì. Ma Eddie Cosina da giovane. Come viveva Eddie Cosina da giovane? Lui era frequentatore assiduo a una radio privata, presso una radio privata, era uno disc jockey, quindi è uno che amava molto un certo tipo di musica e di rapporto con il pubblico. Quindi costruiremo questo spettacolo su Eddie giovane, in cui a un certo punto lui saluterà la redazione della radio e devo andare a Palermo, mi stanno chiamando, quando torno ci risentiamo. Ecco. E non ci sono più... Ecco, sarà bello perché assieme all'Orchestra Fiati Città di Muggia ci sarà un coro polifonico Aris, e ci sarà un gruppo rock, perché inizieremo lo spettacolo con Atom Heart Mother. Ok, allora anche in questo caso, quando sarà, ditecelo così lo presentiamo. Sarà pronto da settembre poi. Ok, perfetto. Allora ricordatevi l'appuntamento: Julius Cugi, un alpinista romantico, dopodomani, quindi domenica 7 aprile alle 17:30 in Sala Luttazzi del Magazzino 26. Grazie a Giorgio Micheli e ad Andreas Betez, ad entrambi quindi arrivederci e comunque buon lavoro. Grazie. Pubblicità, poi a costo di sembrare noiosissimo cambiamo argomento. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, in realtà continuiamo a parlare di musica, lo facciamo assieme a Laura Antonaz, che è una soprano o un soprano. Se potevamo metterci d'accordo. Tradizionalmente un soprano, poi se ne sentono di tutti i colori, insomma. Soprano, così sorvogliamo sull'articolo. E poi c'è con noi anche Rossana Pagliaga, che insomma
conosciamo, ed è collaboratrice della direzione artistica della rassegna Parole e Musica attraverso i confini, che è una rassegna dedicata al Lied. Vedo che ho pronunciato correttamente. Allora, io conosco un Lied, la Trottella. In acqua chiara e bella un Dio sarebbe, credo sia In Schumann. einem Bächlein helle, da schoss in froher Hai die launische Forelle. Ecco. Certo, perché questo è uno spazio germanofono, no? Chiaramente, di Tele4, quindi parleremo sempre tedesco, volevamo Fantastica avvisare. Trottella di freccia snella appare, stando in sulla riva me ne piacea seguir, la mossa vispa e viva e il ratto scomparire. Mi ricordo ancora le parole. Vorüber wie ein Pfeil. Oltre come una freccia. Non come un file, perché suonava... Pagliara pensa di venire qua e di trovare qualcuno che è pronto ad ascoltare lei, invece anche noi. No, io sono veramente sorpresa, anzi il mio plauso. E ringrazia Dio che non la canto, No, di Forelle, sì, no. per rispetto a Laura Antonaz, ma insomma, allora, a parte tutto. Chi mi risponde? Che cos'è esattamente un Lied? La traduzione è canzone. La traduzione è canzone perché questa è l'origine della parola e tuttora viene trattata come tale nell'ambito della quotidianità o comunque della letteratura più popolare, più quotidiana, meno alta, diciamo. E prende la forma di un genere musicale, diciamo a partire da Haydn, Gluck, Mozart, da lì in poi fino ai giorni nostri. Prova ne sarà il concorso che è stato indetto, e la forma Lied prevede la presenza di un testo poetico di qualità e abbinato ad altrettanta qualità compositiva, quindi una pur di ispirazione, spesso di ispirazione folclorica o popolare, però tradotta in termini di cultura alta. Ed è un genere, se possiamo Sì. usare il termine, che non ha un corrispettivo in italiano, diciamo così. Beh, noi abbiamo la romanza da camera, da salotto, avevamo le arie da camera, quindi negli stessi periodi avevamo le arie di Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi e poi il clou della stagione salottiera con Tosti. Ah, ecco, quindi Tosti rientra, diciamo così. Sì, poi Tosti ha scritto tantissimo anche in lingua inglese nei suoi soggiorni londinesi e quindi anche quel genere lì era sempre salottiero, però aveva un altro sapore, insomma, e comunque sono adattamenti, diciamo, del genere nelle differenti culture. Allora, la rassegna parte il 9 aprile al Museo Revoltella e come si snoda poi? Perché non sarà solamente a Trieste. No, allora questa rassegna parte il 9 aprile, ci sono 6 concerti che proseguiranno fino a metà giugno, però ci saranno anche delle estensioni, quindi delle repliche di questi concerti e un concerto anche inedito a Palazzo Attem Spetzenstein a Gorizia e poi anche a Porcia alla scuola Salvador Gandino. Ed è una rassegna, qui possiamo ricollegarci al discorso proprio del Lied, della sua tradizione. Come ha detto giustamente Laura Antonaz, il Lied si declina in diversi modi nei diversi paesi, secondo diciamo dei caratteri quasi nazionali e delle priorità anche di interpretazione e anche di concetto. Però chiaramente quando pensiamo al Lied in con questa definizione pensiamo sicuramente all'area germanica e quello è il nostro punto di riferimento e sarà anche il punto di riferimento nei programmi che verranno proposti all'interno di questa stagione concertistica con musiche di Brahms, di Schumann, di Reinberger e Schubert non c'è. Sì, ci sarà parzialmente, e poi ci sarà Schubert del grande. Wolf. Il Wolf assolutamente sì, di Sloven Gradec che oggi è in Slovenia ma all'epoca non era. Perché volevo appunto ricollegarmi a questa matrice tedesca? Perché è organizzato dall'Associazione Culturale Friedrich Schiller di Trieste, che è un'associazione che fin dalla fondazione si dedica proprio alla valorizzazione della cultura di matrice tedesca e austriaca, riprendendo poi una tradizione triestina di metà Ottocento, perché il Schiller-Verein era nato intorno al 1860, poi è proseguito fino alla Prima Guerra Mondiale chiaramente, e questa è un po' l'eredità che
viene ripresa da questa associazione, che chiaramente adesso, se vogliamo anche una cornice istituzionale, non avrebbe realizzato questi due grandi eventi che sono la rassegna e il concorso senza il fondamentale contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Casali, dell'Associazione Ananian, della Beneficenza Stiftung, e poi ci sono vari partner che collaborano con noi a questo progetto, perché è un progetto grande e inedito per Trieste. Allora, già che ci siamo, mi tolga subito questa, non è neanche una curiosità, ma voglio essere, come dire, ancora di più cementato nella mia convinzione. Il tedesco è una lingua dura. Ci sono delle parole dette in tedesco che ti metti subito sull'attenti, chissà perché, no? Però cantata è una lingua di una musicalità e persino di una dolcezza che io per esempio non riconosco in lirica, mettiamo, all'inglese. Io non riesco ad ascoltare le opere di Britten, eccetera, perché non mi piace sentire l'inglese, come si potrebbe dire, declinato nei toni, non so se è corretta come definizione, della lirica. Ed è strano perché, per esempio, il musical è il luogo della lingua inglese. Si vede che, insomma, però ecco, quello che a me ha stupito molto è proprio la musicalità estrema del tedesco, che forse c'è anche nella lingua, magari noi non la cogliamo, però insomma parole come Stiftung e Verein io già mi metto leggermente sull'attenti. Beh, qua si potrebbe fare una disquisizione che non faremo, comparando la filologia romanza e la filologia germanica, che è oltretutto un argomento molto più interessante di quanto possa sembrare, ma lei dice giustamente non mi piace, quindi lo riconduce anche ad un gusto personale. Questo dell'inglese? Sì, o comunque mi piace quello, perché comunque le lingue hanno comunque una loro frequenza e queste frequenze diverse possono disturbare, frequenza in tono, termini di diciamo, acustica, sì, media, no? Media. E quindi, o che possono avere più o meno sbalzi, e io ho sentito fin da ragazza, io sono molto appassionata di lingue, però quando sentivo persone plurilingue notavo che la voce è la stessa, ma che sembravano trasformarsi nell'accesso e nello scambio da una lingua all'altra. Questo mi incuriosì molto a suo tempo, e poi nelle diverse lingue poi cantate, quindi con una specificità imprescindibile, viene evidenziato naturalmente questo fenomeno. E poi, considerando che vengono messi in musica dei testi nobili, la poesia comunque è il linguaggio dell'anima, eccetera, quindi ci sono più strati, diciamo, di traduzione di un suono in arte. Volevi dire qualcosa? Sì, effettivamente, poi Laura Antonas lo saprà sicuramente meglio di me, perché appunto pratica, no, il canto, però effettivamente la lingua tedesca offre anche un ritmo molto preciso che è dato anche dalle consonanti che poi aiutano in realtà anche l'emissione della voce, quindi probabilmente questa sensazione appunto che il tedesco suoni bene nel canto, suoni diverso rispetto al tedesco parlato, è dato probabilmente anche da questo ritmo della lingua. Assolutamente. E non solo, ma quando per esempio uno studente di canto italiano che non conosce ancora la lingua, non conosce ancora la lingua tedesca, ma vi si avvicina attraverso il genere del Lied, all'inizio fa fatica perché non capisce che la pronuncia delle consonanti, a parte che è strutturale e imprescindibile, ma è di enorme aiuto, perché bisogna imparare a cantare legato attraverso le consonanti, ma questo non significa che ci sia una frase che duri 4 righe, significa che l'articolazione delle parole e delle sillabe all'interno avviene con tecnica diversa. E immagino anche che non ci sia, quantomeno nei Lied, vabbè, ma per ovvie ragioni, ma comunque insomma, come posso dire, quello scoglio che la lingua tedesca sta cercando anche di superare in alcuni casi, quello delle parole composte.
che è drammatico per certe, La cose. parola composta in realtà proprio potendola articolare bene Comunque fornisce un aiuto, perché uno la pensa nella composizione. Faccio un esempio di una parola che compare in uno dei leader che canterò, Wald Einsamkeit. Allora questa parola arriva alla fine di una frase molto lunga e chiunque ho ascoltato in gioventù, centinaia, dice dove respiriamo prima, dopo, cioè quello è uno scoglio per tutti e le soluzioni sono molteplici se qualcuno vuole rubare prima, però anche articolare bene Wald Einsamkeit può essere una soluzione, quindi fare tutta la frase prima legata e con maestria, perché ci vuole comunque conoscenza, articolare bene là e recuperare un po' di quel pizzico di fiato che serve per ultimare la frase decorosamente. Pensate che televisione, almeno io questo lo so perché mi ricordo dalle medie, in tedesco televisione, adesso si dirà television probabilmente, ma l'apparecchio televisivo era Fernsehapparat. Fernsehapparat. Sì, ma adesso apparato non si sente praticamente più, insomma. Però noi con la professoressa Giacomelli eravamo molto rigidi e quindi si doveva dire esattamente. Già che ci siamo allora, perché a questo punto vado avanti con una mia curiosità, poi torniamo perché vedo che Pagliaga mi guarda. Preme. Ecco, per esempio, cantare in una lingua che non è propria è difficile, non riesco mai a mettermi nei panni dei... Per quel che mi riguarda, le lingue bisogna conoscerle. Se non le si conosce prima, perché non ci siamo ancora arrivati, attraverso la musica è un ottimo inizio. Ma è vero anche che adesso... Io faccio il discorso per l'inglese, che è molto più semplice perché... Ma non da cantare. No, ma dicevo proprio a come livello lingua. di lingua, Sì, quantomeno certo. perché lo sentiamo spessissimo, certo. e quindi è molto facile. Però insomma, uno strumento che potrebbe essere abbastanza utile per impratichirsi con la lingua è proprio, non so, ascoltare delle canzoni con il testo davanti, poi certamente se la canta Sinatra piuttosto che la Streisand è un conto, se uno poi riesce a capire anche quello che dice Dean Martin vuol dire che è come un grado... Assolutamente, è un ottimo strumento, questo infatti nei metodi di apprendimento, specie con i bambini, si passa attraverso canzoncine, canzoni, assolutamente sì. Intanto perché si imparano delle locuzioni più lunghe per cominciare e poi perché quella storia dell'ascolto, anche se tu non parli però assimili una frequenza, come dicevo prima, dei suoni che non sono quelli naturali per la propria lingua e cominciano a diventare familiari. Attenzione che Pagliaga vuol dire qualcosa, vedevo che... Sì, su questo è appassionante questo discorso appunto sulla pronuncia e sulla comprensione della lingua, ma proprio per quanto riguarda la lideristica, perché da appassionata d'opera devo dire che magari in un teatro d'opera chiaramente anche lì i cantanti che arrivano da paesi diversi sono costretti a cantare in lingue che non sono la loro lingua appunto. Però in quel caso spesso si viene coinvolti talmente tanto dalla musica che effettivamente ci passi sopra anche alla parola pronunciata male. Anzi, invece in un concerto appunto di lideristica, di arie da camera, è un altro discorso. La pronuncia sbagliata è un errore imperdonabile in qualche modo, perché significa che non hai capito la storia che vai a raccontare, perché alla fine il lead è molto difficile, perché è una storia in miniatura, nella quale il testo e la musica sono assolutamente equivalenti, quanto sono equivalenti i due interpreti. Infatti non bisogna mai dire che il cantante viene accompagnato perché in un concerto di lideristica il pianista ha anche una propria narrazione che integra quella del cantante. Quindi il bello anche di ascoltare dei concerti con tanti leader è il discorso che ognuno è una storia a sé e il cantante deve cogliere immediatamente l'atmosfera di quel brano e renderla in un nanosecondo, non ha il tempo di entrare nella storia. La storia dura 4 minuti, 3 minuti, dipende appunto dal lead, e quindi deve dare la maggiore importanza possibile alla pronuncia e alla recitazione del testo. Ecco, chi fa lideristica è un interprete sicuramente, non soltanto un cantante. Dovrebbero esserlo tutti cantanti degli interpreti, però in questo caso la situazione è molto delicata. Hai sfiorato una cosa che a me fa sorridere quando
assisto a qualche opera, io non sono un esperto di opera, direi mi manca che quel, poi dopo non so se non mi manca che quel, quindi però insomma ogni tanto a me fa, chiedo scusa, fa morire da ridere i recitativi, soprattutto quando sono degli artisti non italiani costretti, e là quando sento Leporello arriviamo, non è così. Però, non è la prima persona che me lo dice, e io sul momento sono rimasta così spiazzata da questo. Effettivamente il recitativo, anche lui ha delle ragioni sue proprie. Sì, poi me l'hanno spiegato. Sì. Binetti me l'ha spiegato l'altra settimana, anche bacchettandomi. Anche in fase di studio, mi ricordo anch'io, inizialmente, specie nell'opera barocca di cui mi sono poi occupata, eccetera, e inizialmente, quindi in momenti ancora di grande ignoranza, sì, li facevo, però non vedevo l'ora che arrivasse l'aria. E poi attraverso la conoscenza e la frequentazione è diventato quasi il contrario, perché anche quello che tu puoi dire e come lo dici e come lo rivolgi e lo deve aver pensato prima, ecco, è un altro mondo, perché il mondo dell'aria è il mondo della riflessione, del momento della riflessione, dei sentimenti, eccetera, quindi poco testo e tante ripetizioni, il più delle volte. Nel recitativo qualcosa succede, ci sono tante informazioni sia esteriori che interiori, cioè quelle che guidano poi il sentimento che verrà espresso nell'aria, sì. E quindi diventa estremamente interessante. E come si realizza questo? Attraverso le armonie, perché le scritture, insomma, sempre nel rispetto, diciamo, della lunghezza delle battute, quello è, però la libertà che tu hai di dipingere questa informazione, che sia più esteriore o che sia più intima, è enorme, quindi è lo spazio della creatività e di conseguenza dell'espressività e della capacità di far capire. Questo dovrebbe essere. Tu non di niente su questo dei recitativi. No, sono affascinata, è bellissimo. Allora, dicevamo che la Parole Musica attraverso i confini inizia il 9 aprile, l'11 maggio, sempre al Revoltella. C'è il 23 aprile prima, però. No, ma volevo arrivare subito il concerto di all'impegno. Laura, allora sì, giusto. Non sfugge niente, proprio Laura Antonaz con Edoardo Torbianelli, che tra l'altro noi abbiamo anche intervistato tempo fa, parecchio tempo fa per dire la verità. Sarete appunto impegnati in un programma che esplora il rapporto fra Robert e Clara Schumann, e anche qui insomma... Allora, esplora il rapporto, c'è scritto, diciamo, qua, esplora. no, lo so e approvo, però diciamo è sempre una sintesi di una scelta, ecco, quindi diciamo meglio che abbiamo scelto alcuni brani che stanno nella prima raccolta, e forse l'unica a 4 mani, in cui compaiono per intenzione propria di loro due, coppia da poco, compaiono brani di entrambi. E questo avviene nell'anno meraviglioso 1840, in cui Robert compose moltissimo, diede il meglio di sé nell'ambito della rideristica. Tutti i cicli più grandi che poi compaiono anche in altri concerti sono in quell'anno, cioè l'anno delle nozze, finalmente del coronamento di nozze tormentatissime e osteggiate. Clara quindi... Wieck, è corretto il cognome da... Clara Wieck, non mi ricordavo bene. E quindi abbiamo scelto, per cominciare, da questo ciclo tutto su poesia di Rückert, dedicato alla primavera. Il ciclo sarebbe composto da 11 brani, di cui 3 di Clara, non mi ricordo se 2 o 3 duetti, e gli altri leader composti da Robert, anche se corrono voci che in realtà alcuni brani siano proprio stati scritti a 4 mani, ma questo non era così importante, chi e come, era proprio il senso dell'insieme, esattamente. E poi abbiamo scelto 3 leader dal ciclo Myrten, che era stato dedicato come regalo di nozze proprio, e un altro ciclo più severo, sempre dello stesso anno, Liederkreis Opera 39, di questo presenteremo altri 2 brani.
abbiamo pescato un po' proprio per dare un inizio, l'idea di un inizio in diverse attitudini musicali e poi abbiamo scelto 4 leader da un ciclo del 1853, cioè un ciclo che segna l'inizio della crisi che porterà Schumann a un tragico epilogo in poco tempo. E questi leader sono tratti da una raccolta che lei aveva letto e che Clara, attraverso di queste poesie, ha ritrovato il gusto della composizione leaderistica che aveva abbandonato in quegli anni. Primo perché suonava in tutta Europa ed era, mi dicono, la musicista, la pianista più pagata dei tempi, e forse solo la seconda, se non ricordo male, che aveva iniziato in quegli anni una carriera solistica da virtuosa come donna. E poi avevano 8 figli da accudire. Vabbè, l'ultimo è nato proprio in quegli anni là. Però, e quindi anche leggendo nelle lettere, nel diario, eccetera, anche la necessità, oltre alla capacità superlativa che lei aveva come virtuosa, che era veramente fuori dal comune, ma le tournée servivano anche a raccogliere i fondi per il mantenimento della famiglia. Naturalmente non erano quelle il motore, perché però avevano anche quell'obbligo, quella incombenza. C'è un film hollywoodiano, io non l'ho mai visto, devo dire la verità, sarà una di quelle cose trionfalistiche probabilmente, eccetera, dove la parte di Clara Schumann è interpretata da Katharine Hepburn, e non mi ricordo in questo momento chi fosse Schumann. Posso pensare Van Heflin, però non... Assolutamente non ne so, e quindi va ricercato. Ha un titolo, non mi ricordo nemmeno il titolo, ma dovrebbe essere un titolo tipo Melodie immortali, una cosa di questo genere. Probabilmente forse anche una curiosità, perché... Sì. Forse però la Hepburn andava anche bene per quel ruolo di donna, anche comunque piuttosto emancipata, o comunque una che poi è andata avanti da sola. Per potersi sposare, ha lasciato casa. Sì, da quel punto, poi dopo chissà cosa avranno combinato, insomma, succede sempre così. Quali sono gli altri appuntamenti del ciclo? E poi, sì, dovremmo farcela anche, parliamo anche del concorso. Cercheremo allora di fare tutto in tempi brevissimi, ma una cosa fondamentale, penso non l'abbiamo ancora detta, chi ha organizzato tutta questa cosa, quindi il direttore artistico. Sì, giusto, certo, che noi siamo qui, lo diamo per scontato, è qua vicino a noi virtualmente. Esatto, Elia Macri, musicista triestino, e ha sentito la necessità di creare qualcosa di inedito per la città, perché è una città fortunata, Trieste, perché ha delle stagioni concertistiche meravigliose, molto varie, su diversi piani, ma finora nessuna dedicata specificamente a questo patrimonio musicale, e quindi creare non solo una rassegna e un concorso dedicati alla lideristica è qualcosa di veramente interessante e che presentiamo veramente con grande piacere. Questi concerti oltretutto hanno un altro lato estremamente interessante, che nella maggior parte, si può dire, di questi concerti ascolteremo dei musicisti triestini, soprattutto cantanti, che sono affermati a livello nazionale e anche internazionale, e questo ci darà l'occasione comunque di vederli, ascoltarli da vicino, ritornati magari a Trieste, oppure alcuni lavorano anche a Trieste, ma in una dimensione intima che è quella della musica cameristica, nei concerti che saranno oltretutto tutti, anche questo non l'abbiamo detto ed è fondamentale, all'Auditorium Sofianopoulos del Museo Revoltella, quindi la biglietteria sarà sempre il giorno dei concerti, un'ora prima, i concerti iniziano alle 20:30. Abbiamo detto che quindi cominciamo il 9 di aprile, quindi tutti invitati al grande debutto di questa rassegna, quando ci saranno come protagonisti 3 artisti del Teatro Verdi di Trieste, e sarà una cosa particolare. Di solito la lideristica l'ascoltiamo per voce e pianoforte, in questo caso abbiamo la cantante di origine polacca Anna Katarzyna Ir, abbiamo il violista Benjamin Bernstein, e poi abbiamo al pianoforte Natalia Morozova, e sono appunto artisti del Teatro Verdi di Trieste che interpreteranno la lideristica in trio, quindi in queste diverse formazioni, quindi c'è un colore molto interessante che viene dato soprattutto dai leader, dai 2 leader opera 91 di Johannes Brahms, che verranno interpretati proprio in questa occasione.
Aggiungo solo che il maestro Bernstein è prima viola del Teatro Verdi, è attivo in altre formazioni cameristiche importanti, sicuramente una in quartetto, quartetto Rothko, e quindi è una voce costante, diciamo, nella musica da camera. Anche per la riscoperta di repertori poco frequentati, quindi fa un lavoro veramente prezioso. Abbiamo ancora però un minuto. Allora, 23 aprile Gabriele Ribis, lo conoscete anche come direttore artistico, Piccolo spesso. Opera Festival, insomma stavolta lo sentirete cantare insieme a Daniela Esposito. Poi abbiamo appunto l'11 maggio Laura Antonas con Edoardo Torbianelli. Sottolineo che Edoardo Torbianelli è professore alla Scuola Cantorum di Basilea, al Conservatorio di Berna, alla Sorbona di Parigi con molte masterclass, è attivo in altre istituzioni europee e quasi tutti i dischi che ha inciso sono stati Diapason d'Or, va detto. Giustissimo. 13 maggio invece ci sarà proprio il direttore artistico al pianoforte Elia Macri, ma con Carina Uganian, Fabiana Polli e Francesco Cortesi, in questo caso tutti brani dedicati, insomma, e ispirati a motivi ebraici, anche con brani di Marco Podda, che è il compositore triestino, di nuovo ritorna a Trieste. Quanto ritorna a Trieste il 4 giugno con Cristian Federici, non vediamo l'ora, cantante baritono triestino che ha debuttato l'anno scorso alla Scala, adesso lo aspetta la Royal Opera House, poi Glyndebourne, per cui sta facendo una carriera interessantissima. Ascoltatelo adesso che poi non lo vediamo più perché farà una carriera meravigliosa e gliela auguriamo veramente, in questo caso con musiche di Schumann. E poi l'11 giugno concludiamo con un duo consolidato da Milano, Paola Camponovo soprano e Alfredo Blessano al pianoforte. Se invece avete voglia di scrivere lideristica, ecco, cosa importantissima, c'è il concorso sempre legato a questa iniziativa dell'Associazione Schiller. Fino al 31 maggio dovete mandare i vostri elaborati, uno su testo schilleriano proposto dagli organizzatori del concorso, uno su un testo a vostra scelta. Quindi se siete compositori partecipate, perché la giuria è fenomenale. Abbiamo Fabio Nieder, abbiamo Salvatore Sciarrino e Jörg Widmann come patrocinatore. Penso che più di così veramente non si può desiderare. Canto d'amore, intanto mi sono ricordato il titolo del Canto d'amore. Interessante. Allora io ringrazio Rossana Pagliaga e Laura Antonas per essere state con noi, buon lavoro davvero, è stato piacevolissimo, ma non avevo dubbi. Con Trieste in diretta ci vediamo martedì alle ore 18. Grazie a tutti e buon proseguimento.